Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. San Pio, a 50 anni dalla sua andata in cielo, ci aiuta perché in eredità ha voluto lasciarci la preghiera. Raccomandava: pregate molto, figli miei, pregate sempre, senza mai stancarvi. Buona domenica carissimi amici, entriamo oggi nei 7 giorni più forti dell'anno liturgico per noi cristiani, la settimana santa. Speriamo di entrare con semplicità di cuore e uscirne veramente rinnovati. Ecco, abbiamo questi grandi amici come Padre Pio che ci hanno dato una testimonianza grande, forte, particolare, però ognuno di noi è chiamato ad avere impresso non tanto sul corpo, sulle mani, sui piedi, al costato, le piaghe di Gesù, ma ad averle impresse nel nostro cuore. Quando facciamo la Via Crucis di questo tempo di Quaresima abbiamo cantato alla Madonna, spostandoci da una stazione all'altra: Santa Madre, tu fai che le piaghe del Signore nostro Gesù Cristo siano impresse nel nostro cuore, nel mio cuore. Ecco, Padre Pio ha portato i segni di Cristo, le stimmate, per 50 anni. Ecco perché quando diceva farò più rumore da morto non erano espressioni, perché lui era imbarazzatissimo di questa scelta da parte del Signore a farlo partecipare in una maniera particolare, profonda, mistica alla sua missione di salvezza. E quanto bene ha fatto Padre Pio e continua a fare. Ecco, speriamo nella sua potente intercessione, come speriamo nella potente intercessione di San Francesco di Paola, il nostro grande santo calabrese. Ecco, quest'anno la Pasquetta la celebreremo proprio nel giorno della sua nascita al cielo, il 2 aprile, domenica prossima, 1° aprile, e poi lunedì dell'Angelo, 2 aprile, il giorno della nascita al cielo non solo di San Francesco di Paola, ma anche del grande Karol Wojtyła, il nostro San Giovanni Paolo II. Ecco, quindi contiamo sull'intercessione di questi grandi amici. Poi abbiamo la grande amica nostra, Mamma Natuzza. Ecco, quindi entriamo in questa settimana, carissimi amici, ecco, con questo desiderio di più che commuoverci davanti alla passione di Gesù, ma donarci a Gesù, ecco, consentire a Gesù di manifestarsi anche attraverso ognuno di noi. Sentiamo quest'altro intervento di Papa Francesco su Padre Pio. San Pio ha combattuto il male per tutta la vita e l'ha combattuto sapientemente come il Signore, con l'umiltà, con l'obbedienza, con la croce, offrendo il dolore per amore. E tutti ne sono ammirati, ma pochi fanno lo stesso. Tanti parlano bene,
ma quanti imitano? Molti sono disposti a mettere un mi piace sulla pagina dei grandi santi, ma chi fa come loro? Perché la vita cristiana non è un mi piace, è un mi dono. La vita profuma quando è offerta in dono, diventa insipida quando è tenuta per sé. Papa Francesco parla di profumo, di sapore, ecco, che sono i termini cristiani per eccellenza. Ecco, quante volte abbiamo sentito parlare di persone che hanno avvertito il profumo della presenza di qualche santo, perché il santo è una persona che si lascia purificare, rinnovare, ecco, dallo Spirito Santo, cioè dalla misericordia di Dio, dal perdono di Dio e diventano profumati, luminosi, saporiti. Questo dobbiamo desiderare anche noi, ecco, di rinverdire, di rifiorire in questi giorni, carissimi amici. Il Papa nella catechesi di mercoledì scorso, nell'introduzione, è stato di una semplicità disarmante, ma bellissima, profonda, come solo lui certe volte sa fare. Quindi ascoltiamolo, ma ascoltiamolo davvero con attenzione, perché ci fa l'augurio più semplice, più bello per questi giorni che abbiamo davanti. E oggi è il primo giorno di primavera. Buona primavera! Ma cosa succede in primavera? Fioriscono le piante, fioriscono gli alberi. Ma io vi farò qualche domanda, ma rispondete, eh? Un albero o una pianta ammalati fioriscono bene? Se sono ammalati? No! Un albero, una pianta che non sono annaffiate per la pioggia o artificialmente, possono fiorire bene? Ecco, un po' più forte, coraggio. E un albero e una pianta che ha tolto le radici o che non ha radici, può fiorire? Ma senza radici non si può fiorire? No! Questo è un messaggio, La vita cristiana deve essere una vita... è fiorito da te. La vita cristiana è una vita che deve fiorire nelle opere di carità, nel fare il bene, ma se tu non hai delle radici non potrai fiorire. E la radice chi è? Gesù. Se tu non sei con Gesù lì in radice, non fiorirai. Se tu non annaffi la tua vita con la preghiera, i sacramenti, voi avrete fiori cristiani? No, no, perché la preghiera e i sacramenti annaffiano la radice e la nostra vita fiorisce. Vi auguro che questa primavera sia per voi una primavera fiorita, come sarà la Pasqua, fiorita di buone opere, di virtù, di fare il bene agli altri. Avete capito? E ricordate questo è un versetto molto bello della mia patria. Quello che l'albero ha di fiorito viene da quello che ha di sotterrato. Mai tagliare le radici con Gesù.
quando parla a braccio Papa Francesco è spettacolare, veramente bellissimo questo augurio che ha fatto veramente di cuore e a braccio, senza leggere. Ecco, speriamo davvero di fiorire. Allora, amici miei, oggi in tutte le chiese del mondo si fa questo rito della processione delle palme, bellissimo, coreografico, ecco, colorato, in tanti posti ci sono delle palme bellissime, colorate, con i bambini che ci mettono i dolci, la cioccolata, gli ovetti, tutte cose belle, però poi una volta che si entra in chiesa, ecco, ci viene presentata tutta la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, il salmo di questa domenica particolare ci ricorda le parole forti, profonde del nostro Dio. Ecco, io proprio l'altra mattina dicevo, mamma mia, ecco, solo Gesù, solo tu, oh Gesù, mi corrispondi, solo se tu sei Dio io trovo un po' di ristoro e di conforto, se no veramente mi assale l'angoscia, mi assale la tristezza, il dolore, perché le cose nel mondo, amici miei, non vanno come potrebbero, come dovrebbero andare. C'è tanta ingiustizia, tanta sofferenza, tanti nostri fratelli che stanno in condizioni veramente particolarmente dolorose. Allora, sentire un Dio che si sente abbandonato da Dio stesso, ecco, perché Gesù è Dio, è il Figlio di Dio, che sulla croce, come diciamo al Salmo di oggi, dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Padre mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, questo è il massimo, amici miei, questo è il vero Dio, è il Dio che a me, vi dico sincera verità, un poco convince. Purtroppo non convince del tutto, perciò ancora sono vivo, perché non sono morto, perché ancora non sono convinto del tutto, perché la fede è un dono di Dio che bisogna tenersi stretto e non lasciarselo scappare, questo dono, amici miei, perché il maligno fa di tutto per strapparci la fede, la fiducia in Dio. Ecco, si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo, poveriello, come ha ridotto, dice che era il Figlio di Dio, guarda come è combinato, si rivolge al Signore, lo liberi Lui, Lui dice che è Figlio di Dio, lo porti in salvo se davvero lo ama, no? Invece Gesù ha voluto scendere proprio negli inferi, nella morte, amici miei. Allora gustiamoci queste immagini forti, ecco, del nostro caro Mel Gibson. The Passion rimane un'opera ancora insuperata, ecco, sono delle immagini semplici, molto aderenti al Vangelo, ecco, la passione che si leggerà oggi in tutte le chiese. Quindi entriamoci e immedesimiamoci con questa passione che Dio ha per noi, per ognuno di noi, specialmente per quelli più bisognosi della sua misericordia, perché sua madre, quando è apparsa 100 anni fa a Fatima nel 1917, ha insegnato questa preghiera bellissima ai bambini che noi dobbiamo ripetere con coscienza, perché come Padre Pio diceva che senza la preghiera non si va da nessuna parte, la preghiera a Gesù. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco, dall'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente quelle più bisognose della tua misericordia. Allora gustiamoci questa immagine e preghiamo insieme, amici. Questa è l'angoscia di Gesù nell'orto degli ulivi, Giuda che lo tradisce, l'arresto, il processo, crocifissione,
gloriosa, la madre che partecipa la terribile flagellazione. Ogni volta che Gesù vede la madre riprende forza per continuare il cammino verso la vittoria, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Tutto questo sguardo è tra Gesù e Maria, ecco, riprende forza e va per la battaglia finale. Ecco, Gesù è il pastore, la via. Tutto il male del mondo non ce la fa a scalfire il suo amore. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Adesso la scena più toccante, questa lacrima del padre che scende, che provoca il terremoto, e poi la risurrezione. Troveremo Gesù in paradiso con le mani bucate, amici miei, non ce lo dimentichiamo. Padre Pio, con il quale abbiamo iniziato questo nostro incontro, ha portato le stimmate di Gesù, i buchi nelle mani. Ecco, tante persone a San Giovanni Rotondo e anche in altre parti conservano le croste di sangue che per 50 anni si sono formate dalle piaghe di Padre Pio alle mani, ai piedi, al costato, e le conservano. Ecco, ma gli ultimi 2 giorni prima di morire le stimmate sono sparite, come anche quelle di Francesco d'Assisi, perché in paradiso l'unico che ha i buchi nelle mani, nei piedi, nel costato è Gesù, il Figlio eterno di Dio, che ce l'ha dall'eternità, perché dall'eternità aveva previsto tutto il macello che c'è stato fino adesso, e non sappiamo che cosa ci aspetta andando avanti su questo piccolissimo pianeta Terra, che si potrebbe anche autodistruggere, ma la misericordia di Dio è più grande del male, amici miei. Questo noi dobbiamo desiderare di
approfondire in questi giorni, in questi prossimi giorni, non in modo sentimentale, in modo folcloristico, coreografico, che va bene, ci sono tante processioni, dei misteri, tante manifestazioni, l'affrontata, le statue di Gesù e di Maria che si incontrano, Gesù risorto, l'addolorata che gli va via il vestito di lutto, tutte cose, però deve accadere qualcosa nel profondo del nostro cuore, deve entrare questo spirito che ci porta a non avere più paura della morte, ad avere un cuore buono che si commuove facilmente, ma non sentimentalmente, perché quando uno ha il cuore buono non ha più paura di niente, è felice di ogni cosa e vuole amare solamente, perché siamo stati creati per questo, per amore, solo per amore, e stiamo bene solo se amiamo, ma lo dobbiamo ricevere prima questo amore. Quindi la scena più forte è quella quando il soldato buca il costato di Gesù e dal suo costato c'è questo spruzzo di acqua e sangue che investe proprio il soldato che aveva colpito Gesù con la lancia, è il primo che riceve la remissione dei peccati, cade in ginocchio. Ecco, questo dobbiamo desiderare. Noi il venerdì santo, venerdì prossimo, inizieremo la novena della Divina Misericordia che si concluderà poi con la festa della Misericordia, la domenica dopo Pasqua, da un po' di anni a sta parte, come ha voluto Giovanni Paolo II, beatificando, santificando Santa Faustina, la suora che ha avuto queste rivelazioni di Gesù, celebriamo la festa della Divina Misericordia e per 9 giorni facciamo la novena e invocheremo da Dio Padre che per la dolorosa passione del Figlio suo abbia pietà di noi, di me, di te, di noi e del mondo intero. Ecco, per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Ecco, per questa misteriosa durezza che c'è dentro i nostri cuori. Ecco, i nostri cuori tante volte sono duri, sono freddi, perché rimaniamo delusi tante volte, anche dal bene di una mamma, di un papà, poi non ne parliamo di mariti e di mogli, di fratelli e sorelle, di amici, perché il desiderio che c'è in ognuno di noi è talmente, non possiamo dire grande perché è infinito, che niente e nessuno può soddisfare. Allora, se non facciamo l'incontro con Cristo, l'unico che può arrivare fino al fondo del nostro essere, è logico che c'è questa insoddisfazione che si può tramutare anche in rabbia, in ribellione. Ecco, è un mistero profondo che io personalmente non mi so spiegare, carissimi amici. Allora, perché dicevo prima che Gesù è il Dio che mi convince, ecco, purtroppo devo dire che non mi convince del tutto, però questo Dio che spoglia, si lascia spogliare della sua potenza, della sua divinità, per venire da me che sono un poveraccio, sono un impotente, un inconcludente. Ecco, vi ricordate come ci diceva mamma Natuzza, un sugno unente, sugno nu verme e terra, questo è che può commuovere. Difatti a Natale a me quello che commuove di più è la semplicità, la rozzaggine dei pastori che accolgono, gli angeli vanno dai pastori. Ecco, perché solamente quelli che sono profondamente coscienti della propria nullità, della propria debolezza, possono ricevere questo annuncio e crederci, oppure quelli che sono veramente sapienti, i re magi, che vanno ad onorare questo bambino che nasce
dimenticato, non accolto da nessuno, perché Maria e Giuseppe sono stati costretti a partorirlo in un anfratto, in una grotta, una capanna, io dico un angolo, uno spicone per poterlo partorire. Poi morirà come il peggiore dei delinquenti a Pasqua. Questo nasce per morire, ma morire per amore. Allora, carissimi amici, davvero speriamo che in questa settimana santa, la più importante dell'anno, le nostre vite si possano rinnovare, ecco, possiamo diventare uomini nuovi, non lavati con perlana, ma nuovi, perché facciamo un'esperienza, rifacciamo un'esperienza autentica, di amore autentico, senza condizione, senza limiti, assoluto. Perciò buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa e a Dio piacendo arrivederci al giorno di Pasqua. Ciao a tutti. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre a puzza sotto il naso, facciamo a gara a chi nel nostro spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.